dicembre 2013, siamo finalmente arrivati a Gorizia dopo un lungo tragitto. Eccoci qua e io sono a presentare Marco Fazio. che è niente proprio di meno che il... Io rappresento l'azienda, rappresento l'Alfa Romeo di Milano qui a Gorizia. Beh, innanzitutto benvenuto, ok? Quindi un nostro onore di averci qua con noi. Allora, racconta un attimino che cosa fai. Allora, io lavoro da 10 anni all'Alfa Romeo, appunto a Milano, anzi ad Arese per essere precisi, nel settore automobilismo storico. Nello specifico sono responsabile del centro documentazione. In virtù di questo sono quindi in contatto con tutti gli alfisti del mondo e appunto in relazione a ciò da un po' di tempo mi hanno anche dato l'onore e l'onere di rappresentare l'azienda appunto nei rapporti con i club di tutto il mondo, e quindi oggi sono qui a rappresentare l'azienda in questa mia seconda figura, perché appunto anche per far vedere come l'azienda tiene molto ai club. I club Alfa Romeo sono una ricchezza enorme per noi. Ok, è seconda figura perché la prima è come? È responsabile del centro documentazione. Ah, ok, ma nel senso sei anche qui con la tua macchina, giusto? No, io sono con la macchina dell'azienda, io sono qui assolutamente come parte del mio lavoro, una felice parte del mio lavoro. È un gran bel lavoro, io pensavo che eri qui anche per, nel senso, goderti il giro che comunque hai fatto, giusto? Sì, certo, sono le parti piacevoli che prendo del mio lavoro. Ok, com'è andata? Un raduno fantastico, devo dire che i ragazzi di Stile Alfa Romeo sono bravissimi, è una conferma di un pensiero che già avevo e che sapevamo già, ovviamente. Hanno curato nei minimi dettagli ogni particolare, a partire dal parcheggio, che sembra una cosa banale ma è una cosa fondamentale, e basta vedere le persone, i sorrisi delle persone che sono qui dentro. Hanno raccolto 112 macchine, se non vado errato, che quindi è una cosa sicuramente non indifferente, davvero bravi. Sì, infatti, assolutamente d'accordo con te, soprattutto il parcheggio. Di solito, per esempio, noi siamo sempre, andiamo sempre in giro per i raduni e di solito è la parte più dolente, soprattutto quando ci sono tante macchine, poi ognuno parcheggia un po' dove vuole. Ok, benissimo, vuoi dire qualcos'altro? Allora, Stile Alfa Romeo è importante per noi dell'azienda, principalmente perché porta il marchio e il messaggio della nostra cultura in giro per le strade. Ed è anche una cosa importante da sottolineare il fatto che i ospiti e soci di questo club siano possessori di vetture Alfa Romeo di ogni epoca, di ogni età, perché ovviamente l'Alfa Romeo continua, l'Alfa Romeo va avanti nel bene e nel male. Sì, infatti, oltretutto abbiamo la fortuna qui di vedere veramente tantissime macchine di tantissimi modelli anche, no? Anche soprattutto una macchina molto importante oggi è la Giulietta SS che è presente qui, ha fatto veramente, insomma, far parlare di sé. Benissimo, Marco, io ti ringrazio, ti mando a pranzo perché appunto sto già rubando del tempo prezioso. Ragazzi, ci vediamo tra pochissimo con la prossima intervista.